Buonasera, io sono Carlo Pujeddu, rappresento la Sarda Petroli di Cagliari. Siamo un'azienda che opera nel settore extra rete dei prodotti petroliferi, quindi facciamo vendita all'ingrosso di prodotti petroliferi, quindi sono usi purtroppo prodotti di uso quotidiano nonostante l'impatto ambientale che abbiano, però purtroppo non possiamo fare a meno di muoverci, di riscaldare gli ambienti, di utilizzare prodotti dell'industria. Nelle mie riflessioni personali, perché alla fine la mia presenza, la presenza dell'azienda arriva da lì, era quella di pensare che solo la nostra azienda immette nel mercato sardo oltre 20 milioni di chili di prodotti petroliferi. E siamo un operatore medio, voglio dire, se uno pensa al fatto che siamo oltre 30 operatori nel settore extra rete, quindi solamente le vendite all'ingrosso che finiscono al settore autotrasporto, al settore industria e naturalmente anche la pubblica amministrazione, si parla veramente di cifre veramente importanti e si può immaginare quale sia l'impatto ambientale dell'emissione e quindi del consumo di questi prodotti. E quindi da lì la vena naturalmente di voler mitigare questo impatto. Il gruppo Sarda Petroli lavora già da parecchi anni nel settore delle energie rinnovabili e ultimamente stiamo iniziando a intervenire anche in quello che è il nostro business principale, che è quello appunto la vendita dei prodotti petroliferi, e stiamo iniziando a attivare una vena green, in particolare andando incontro anche a quelle che crediamo siano anche le esigenze della pubblica amministrazione e quindi andando a seguire quelli che sono i CAM e quindi i criteri ambientali minimi che vengono prescritti anche in tutta una serie di settori dove vengono applicati, utilizzati i prodotti petroliferi. E quindi abbiamo pensato di introdurre nel mercato sardo, perché siamo i primi, una linea di lubrificanti e di grassi ecologici. E qui vorrei appunto fare un appunto sul concetto di ecologico, perché purtroppo molto spesso quando si parla di prodotti biodegradabili ed ecologici si pensa magari a prodotti che non abbiano prestazioni adatte alle applicazioni e che non diano affidabilità tecnica, ma in questo caso grazie alla collaborazione appunto che abbiamo con l'Eco Italia, che è importatore della Panolin, che è una multinazionale svizzera che opera in questo settore, riusciamo a garantire la disponibilità di prodotti di tecnologie molto avanzate. Sono delle tecnologie sintetiche, totalmente sintetiche, che uniscono diciamo, tre fattori importanti, che sono essenzialmente l'affidabilità tecnologica, le prestazioni e naturalmente l'ecocompatibilità. Trovare tutti e questi tre elementi uniti è veramente difficile, però appunto la Panolin l'abbiamo proprio sposata per questo motivo, perché permette di avere dei prodotti con altre prestazioni, tecnologicamente affidabili e che quindi ci permettono di offrire al mercato dei prodotti che possono garantire agli utilizzatori finali le prestazioni utili per quelle applicazioni, ma altrettanto di avere un occhio anche all'ambiente nell'uso di questa tipologia di prodotti. Un lubrificante è un grasso a base minerale, assolutamente non è minimamente biodegradabile, invece con questa tipologia di prodotti che utilizza la tecnologia dell'estere saturo, che è una delle frontiere appunto nel settore della produzione di lubrificanti, ci permette di arrivare anche al 60 e oltre, quindi anche al 70% di biodegradabilità, e quindi si tratta di abbattere notevolmente l'impatto ambientale che l'uso di questi prodotti può avere nei confronti dell'ambiente, perché non dobbiamo non dobbiamo dimenticare che gli incidenti possono capitare e quindi lo spandimento accidentale di questi prodotti nell'ambiente comunque è sempre possibile, è sempre probabile. E quindi poter utilizzare in ambiti sensibili, come possono essere gli ambienti marini, gli ambienti fluviali, il settore forestale, quello agricolo, poter utilizzare dei prodotti che ci permettono di essere tutelati da questo punto di vista, insomma, è un grosso vantaggio.